Pronti, partenza via! Il primo scatto per le elezioni regionali 2025 che infuocheranno la politica veneta è di Francesco Rucco. È lui, l'ex sindaco di Vicenza, ad aver attaccato i primi manifesti, a cominciare dallo Stadio Menti. La partita elettorale è iniziata. Ho voluto annunciare alla provincia di Vicenza la volontà di candidarmi alle prossime elezioni regionali, che saranno verosimilmente nel mese di novembre 2025, perché voglio portare Vicenza, tutta la provincia, a contare di più in Regione Veneto. Con questo scatto Francesco Rucco annuncia per la prima volta ufficialmente la sua disponibilità a correre per le elezioni regionali con Fratelli d'Italia, con l'obiettivo di portare la sua esperienza di sindaco, vissuta in un momento difficile come quello della pandemia. Da sindaco e da presidente della provincia voglio portare l'esperienza maturata in questi enti dove abbiamo lavorato per i nostri comuni, per la nostra città, in un periodo storico difficilissimo che ricordo essere stata anche la gestione della pandemia, portando risultati obiettivi in tanti campi come quello delle infrastrutture, come quello dell'edilizia scolastica, l'utilizzo dei fondi PNRR che stanno dando anche risultati concreti anche in questi ultimi mesi all'amministrazione entrante rispetto a temi come gli asili, come le piste ciclabili e tanto altro. Quindi vogliamo portare questa esperienza da amministratori all'interno appunto della Regione Veneto. C'è bisogno anche di capacità amministrativa. Toccherà ora a Fratelli d'Italia decidere i candidati da schierare nelle elezioni regionali. Francesco Rucco è pronto e i suoi obiettivi sono già chiari. La Regione Veneto deve sicuramente investire risorse importanti sul tema della sanità. Il modello sanità, che comunque rimane una sanità di buon livello, deve cambiare il suo modello organizzativo. Bisogna dare risposte in tempi più celeri rispetto a quello che è accaduto con le liste d'attesa in questi ultimi anni e soprattutto dal punto di vista del sociale dare risposta ad alcuni settori come quello della disabilità o come quello dei nostri anziani, io li chiamo i nostri nonni, che devono avere un punto di riferimento sulle politiche sociali del territorio. Vogliamo dare risposte in questo senso, bisogna prima ascoltare e poi nei prossimi mesi avanzare le proposte che porteremo in Regione.